Campanile di San Marco, Campo San Zaccaria, fondamenta San Biagio, Calle delle Laste, Calle della Pietà. I varchi d'accesso tornano a Venezia per regolare un flusso che, se dovesse mantenere i numeri dell'anno scorso, si può quantificare in 65.000 persone. In pratica, gli abitanti di una medio-grande città del Veneto arriveranno contemporaneamente a Venezia per festeggiare il Capodanno e godere dello spettacolo pirotecnico che illuminerà il bacino di San Marco allo scoccare della mezzanotte. Ad attenderli una gestione che ha già previsto il numero massimo di presenze secondo una divisione in varie zone, l'irrobustimento dei mezzi pubblici di terra e di mare sia per l'afflusso che il deflusso, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, lattine chiuse e bottiglie di plastica tappate. In piazza San Marco e piazza Ferretto, dove è prevista una nottata di musica dal vivo, non si potrà neanche entrare non solo con lattine e bottiglie, ma persino col termos portato da casa. Essere sorpresi con uno spray al peperoncino poi può costare fino a 500 euro di multa. Nonostante arrivi nel mezzo di un drammatico calo di visitatori post-emergenza acqua alta, il Capodanno veneziano continua evidentemente ad attirare molto, anche se in realtà è una tradizione per così dire piuttosto giovane, fino alla conquista napoleonica del 1797 che impose il calendario gregoriano. La festività ufficiale della Serenissima Repubblica era un'altra. Il Capodanno veneziano si festeggia il 1° marzo, quindi si andavano a distinguere le frattaglie di febbraio e da marzo, con il risveglio della natura, quindi la primavera che ripartiva, il mondo praticamente incominciava nuovamente a prolificare, nuovamente a prendere vita, ripartiva anche il nuovo anno.